Tozzi, scomparso una settimana fa. E molto toccanti le parole dell'attuale questore di Udine, che ha chiuso il suo intervento dicendo uomo delle istituzioni e uomo di cuore. Sì, Antonio Tozzi ha lavorato a lungo in Friuli in molte specialità, in 2 questure, si è dimostrato uomo di grande professionalità, un poliziotto a tutto tondo, però anche un uomo di cuore, un uomo sensibile che ha speso anche tutta la sua carriera nella formazione dei nuovi agenti, e questo dà il senso di un uomo che aveva tante cose da dire, da condividere e da trasmettere ai giovani. Ho concluso l'intervento sì dicendo un uomo di istituzione e di cuore, ma ho anche ricordato lui collezionava i gufi e dava a questo animale un significato di protezione. Me lo immagino come un gufo appostato che continua a controllare tutto quello che accade, la vita che prosegue. Nel 2014 Antonio Tozzi aveva ottenuto il sigillo della città, quindi un importante riconoscimento, un tributo di Udine a un uomo che si è dato tanto da fare. Si è dato tanto da fare ed è per quello che è stato dato a quella volta. Ero presente, ero anche quella volta proprio, ed era proprio un volere della città a ricordarlo e a segnalarlo come persona attenta, è sempre stata attenta al bene della città. Per quello che gli è stato dato questo. Un uomo che ha vissuto ovviamente non solo Udine, perché ha vissuto Gorizia, comunque ha fatto un percorso in Friuli ed è per quello che quella volta è stato dato questo, ma anche per l'umanità. Ricordo ancora la presenza di tutti quanti gli uomini della questura ed è una cosa fondamentale perché gli volevano bene i cittadini. L'abbiamo ricordato oggi con questa messa di suffragio che è stata fatta a suo nome ed erano ancora presenti i suoi uomini ed erano presenti tantissimi cittadini e rappresentanti della città, dalle categorie economiche ad altro, categorie anche sportive, perché seguiva anche tutta la parte sportiva, è sempre piaciuto anche questo aspetto ed è per quello che quella volta me lo ricordo, ma oggi lo ricordiamo ancora e lo ricorderemo anche prossimamente in futuro, perché è stato un uomo che comunque ha portato un'umanità, ma un'attenzione anche per le istituzioni e un bene comunque per la città. E adesso ci colleghiamo con Daniele Paroni per ricevere qualche anticipazione sulla puntata odierna, questa sera a partire dalle 21 dello Scrigno. Allora, le anticipazioni sarà una puntata spettacolare, importante, perché ci sarà la storia dei boschi e planiziali della Bassa Friulana. Nella trasmissione si parlerà di che cosa rappresentava un tempo il bosco, come veniva utilizzato e soprattutto come era frequentato, un ambiente al quale è stato dedicato addirittura un libro. Grazie della linea, siamo nel bel mezzo dei boschi di Mussana del Turgnano, da dove stasera verrà realizzata la trasmissione dello Scrigno, una trasmissione che parte grazie al libro Silva Lupanica di Anne Maenurm, la fotografa è qui alla mia sinistra, un lavoro durato 7 anni per raccontare i boschi planiziali. Sì, esatto. 7 anni di frequentazione mattina, sera, notte studiando bosco, raccogliere foto, le storie, e grazie editore Corvino è stato realizzato questo libro, e devo ringraziare anche Maurizio Cocco, poeta friulano, che ha scritto parole poetiche apposta per queste fotografie, che queste parole danno un senso molto di più, ancora più approfondito per questo libro, che quindi rimane qualcosa unico. E ci sarà anche il buon Diego Navarria. Vieni Diego, veramente 50 secondi, perché sono così speciali questi boschi? Perché raccontano un territorio veramente unico. Abbiamo questi ultimi boschi che dobbiamo preservare, dobbiamo valorizzare, dobbiamo mantenere così com'è, ma nello stesso tempo farli conoscere. Il libro di Anne ci dà veramente un'immagine e ci fa venire il desiderio di conoscerli. Claudio Violino è stato assessore regionale alle risorse agricole, qualche tempo fa, adesso fa il sindaco. Drammaticamente sì, tocca fare anche quello, insomma è un compito gravoso, soprattutto in questi tempi dove anche ci sono soldi ma non c'è personale, una burocrazia asfissiante. E dei boschi cosa mi dici?
Il bosco è qualcosa di interessante, soprattutto in futuro per la sostenibilità di cui tutti parlano, no? Una delle maggiori fonti per captare la CO2 presente in atmosfera sono le foreste, no? Ecco, quindi noi abbiamo qua nella bassa gli ultimi lacerti, quelli più ampi della pianura della Silva lupanica, qui della Silva fetontea oltre il Livenza, e dobbiamo essere sicuramente orgogliosi di questo e curarli fino in fondo. Grazie a Claudio Violino, questi sono solo degli accenni di quello che vi racconteremo questa sera alle 21 con lo Scrigno, e quindi vi racconteremo anche come veniva vissuto il bosco da chi oggi ha 70-80 anni, e quindi avremo molti racconti, e ci sarà ovviamente anche la musica con questo duo arrivato direttamente dalla Carnia, che ringrazio per la disponibilità. Col supporto tecnico di Tiziano Campigotto dai boschi di Muzzana del Turgnano è veramente tutto, a voi la linea. Grazie allora Daniele, appuntamento da non perdere questa sera a partire dalle 21 con lo Scrigno. Riunione di giunta comunale in corso a Udine, allora ci colleghiamo con il Palazzo Comunale, ci doveva essere in collegamento Isabella Gregorato per le ultimissime. Eccoci qua, sono qui a Palazzo Daronco, la conferenza stampa è ancora in corso. Sono riuscita per il momento a captare quello che sta dicendo il vice sindaco di Udine, Loris Michelini, che parla di lavori per quanto riguarda Experimental City. La palazzina delle ex prigioni sarà occupata, sarà sede di diverse associazioni nel momento in cui saranno terminati i lavori, però pare che i lavori sembra che termineranno a breve. E poi si parla di interventi di efficientamento energetico in palazzi di proprietà comunale, e comunque sì, dell'istituzione tra l'altro di una pavimentazione, una sorta di pavimentazione rossa contro la violenza alle donne, e l'istituzione di stalli rosa dedicati alle donne e alle famiglie che hanno bambini di età inferiore ai 2 anni. Con noi l'assessore Maurizio Franz, assessore agli eventi, che ci parla di Friuli Doc, ci dà qualche anticipazione perché Friuli Doc quest'anno si allarga. Friuli Doc resta sempre la madrina di tutti i nostri eventi. Come sapete si svolgerà dall'8 all'11 di settembre, quindi inizierà giovedì fino a domenica. Quest'anno contiamo di fare un'edizione in grande stile di Friuli Doc, perché la situazione generale si è modificata, ma soprattutto perché ci sarà, oltre al coinvolgimento di tutti gli operatori della città, ci sarà anche una forte partecipazione da parte delle Pro Loco, che quest'anno hanno deciso di aderire in maniera importante, per cui verrà allargato il perimetro della manifestazione quest'anno, che comprenderà anche via Stringer e il primo pezzo di via Savognana, e soprattutto un elemento di novità riguarderà via Vittorio Veneto. La seconda parte, quella che va da Piazza Duomo fino a via Gorghi, sarà interessata da una nuova iniziativa che si chiamerà Udine in Fiore, quindi legate a delle bancarelle e comunque delle esposizioni sul tema dei fiori, che quindi arricchiranno di contenuti questa manifestazione tipicamente enogastronomica. Bene, ringraziamo l'assessore Maurizio Franz, il vice sindaco sta ancora parlando, quindi vi racconteremo di che cosa stanno parlando qui in giunta nelle prossime edizioni del telegiornale. Da Palazzo Daronco è tutto, restituisco la linea allo studio e ringrazio Paolo Bassi per le riprese. Grazie a Isabella Gregorato. Alla base di Eviano ieri si sono svolti i festeggiamenti del 4 luglio per celebrare l'indipendenza americana, una festa particolarmente sentita che soprattutto torna in grande stile dopo la pandemia da Covid-19. Le due comunità al ritmo di musica e intrattenimento si sono strette in un abbraccio dopo proprio le restrizioni per la pandemia da coronavirus. Il servizio. Friulani e americani assieme per festeggiare l'Independence Day alla base di Aviano. Le celebrazioni del 4 luglio all'aeroporto Pagliano e Gori, dopo 2 anni, causa pandemia, sono state svolte in vecchio stile, quello classico a stelle e strisce, con celebrazioni, giochi per bambini, musica e intrattenimento. Non sono mancati i barbecue e la birra, ma anche pizza, hamburger e patatine prima dello spettacolo pirotecnico che ha fatto calare il sipario. Alla cerimonia, che negli ultimi 2 anni si è svolta in maniera limitata a causa della pandemia, sono state invitate anche le autorità civili e militari del territorio. A fare gli onori di casa il comandante dell'aeroporto, il colonnello Marco Schiattoni, e il comandante del 31esimo Fighter Wing, il generale di brigata Jason Bailey. And I think the most important piece of that
La cosa più importante, direi, è quella che tutta la comunità si riunisce oggi, la comunità locale e la nostra comunità, come la vediamo sia io che il colonnello Marco Schiattoni. Non siamo solo noi sui bouncing castles o a mangiare gli Oreo fritti, ma ci sono italiani e americani, avieri, ma persone civili, insomma tutta la comunità locale. Un legame che si rafforza sempre più tra le due comunità. Sì, è un gran giorno, il giorno dell'indipendenza. Oggi, oltre ovviamente a festeggiare l'indipendenza americana, è anche un giorno di festa, perché finalmente riusciamo a mettere insieme tutta la comunità, sia italiana che quella americana, che sono qui insieme. È un po' quello che è il significato di Aviano, ovvero il fatto di lavorare insieme come un unico team. Insomma, è quindi sicuramente significativo dopo questi 2 anni di pandemia ritornare a rivivere una normalità e una socialità, insomma, che ci appartiene. Il rapporto tra noi e gli americani, devo dire che veramente usiamo il motto in inglese one team, one fight, veramente siamo un unico team per un'unica battaglia. Siamo veramente affiatati, lavoriamo veramente all'unisono e questo è sicuramente significativo ed è anche rappresentativo, perché così come la NATO, insomma, si lavora come un unicum che lavora insieme in maniera sincrona e perfetta. Era questa l'ultima notizia, il nostro ultimo servizio. La linea termina qui, grazie ancora per l'attenzione, buon pranzo a tutti. L'informazione su Telefriuli torna nei prossimi appuntamenti. Grazie ancora per l'attenzione.